busca di una verde di Caorle che si è risvegliata con la notizia di una presunta violenza su una minorenne dell'Interland trevigiano. Accertamenti sono in corso, il riservo da parte delle autorità è massimo. Attesa ad Asolo per la fiaccolata in programma alle 20, pensata per sostenere Nicola Maggiotto e la sua famiglia. Il 21enne vittima di un pestaggio è ancora grave in ospedale a Barcellona. Taglia la linea in giardino con l'accetta che gli scivola di mano, paura a Gaiarine per un 33enne che è rimasto gravemente ferito al braccio. Ancora furti a Montebelluna dove cresce l'esasperazione, il sindaco conferma il potenziamento dei controlli e della pubblica illuminazione, intanto l'associazione Furti in Corso scrive alla questura. Troppo alto il pericolo incendi a causa della siccità. Vittorio Veneto si annullano i fuochi di Sant'Augusta previsti per la sera di venerdì. La sindaca Badiana parla di una scelta di responsabilità. Rischia di spaccarsi il fronte interno alla Lega Trevigiana che si sta organizzando in vista del congresso. L'ex consigliere Bet scrive ai militanti e chiede rinnovamento. Basta bagni nel Piave, nel Cordevole o nell'Ardo, un'ordinanza del sindaco di Belluno Olivieta, ma nei social si infiamma la polemica e piovono le critiche. In quest'estate 2026 ad aumentare non sono soltanto i gelati, cresce anche il costo della tazzina di caffè. Padova e Treviso, le città dove l'aumento è maggiore. 100 anni fa nasceva Trichiana Tina Merlin, la giornalista che prima di molti raccontò i rischi della diga del Vajont. Una vita dalla parte delle persone. Il sindacato giornalisti del Veneto rilancia il premio nazionale intitolato alla sua memoria. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Non possiamo non iniziare questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali con quello che sta accadendo, quello che accadrà fra poco ad Asolo, dove un'intera comunità si sta ritrovando per una fiaccolata di solidarietà, di supporto a Nicola Maggiotto, il giovane che si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo il violento pestaggio subito la scorsa settimana. La comunità si sta ritrovando ai campi del rugby. Alle 8 in punto ci sarà la fiaccolata. Ci colleghiamo con Elena Dal Forno che si trova ad Asolo con Tommaso Migot per la parte tecnica. Buonasera, buonasera Elena. Buonasera Cristian e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Siamo con il sindaco di Asolo, Franco Dalla Rosa, e siamo proprio qui al campo di rugby dove fra poco alle 8 inizierà la fiaccolata per sostenere Nicola, perché questo ragazzo ha bisogno della forza di tutta la comunità. Lo chiediamo proprio al sindaco, c'è qui è arrivato anche il papà proprio pochi minuti fa mentre eravamo già in diretta, dopo magari riusciremo a fare qualche parola, ma Nicola, sì, il papà dell'amico, il bisogno di sostenere Nicola. È chiaro che la città si stringe attorno a Nicola perché è un ragazzo giovanissimo che era andato in ferie e si è trovato in mezzo a questo dramma enorme. I motivi quindi di solidarietà ci sono tutti e bisogna comunicare anche questo senso di appartenenza a un paese anche tramite queste manifestazioni. Sono particolarmente contento che le abbia organizzate la società del rugby, che è una società di giovani come lui che si prestano proprio a fare questa attività di solidarietà in ogni caso, in ogni luogo. Questo è molto importante. Ecco, proprio la famiglia del rugby, si dice così. Si dice così, famiglia del rugby, ma hanno dei valori molto importanti e al di là di questo fatto drammatico, ecco, è importante in questo caso comunicare proprio la voglia di riscatto, di star bene e di vivere bene assieme, non sempre con questi drammi continui. Ecco Nicola, innanzitutto allora due notizie ci arrivano entrambe da Barcellona. La prima è che il ragazzo è stazionario, quindi ancora in coma farmacologico, nessuna novità rispetto a quello che già sapevamo, dunque le condizioni sono stazionarie. La seconda è che la movida notturna catalana e italiana si schierano dopo l'aggressione e quindi Fecasarm, Silb FIPE insieme a Spain Nightlife e INA stanno valutando di costituirsi nel procedimento penale e chiedono che l'aggressione venga chiarita
vita fino in fondo e che i responsabili siano identificati e assicurati alla giustizia. La terza notizia che ci arriva è che ci sarebbe un frame, una fotografia, una specie di identificazione che è stata mandata proprio dai Mossos de Squadra, che sono la squadra di poliziotti che sta indagando su questo gravissimo fatto. Questi poliziotti avrebbero mandato un frame a uno degli amici di Nicola e avrebbero detto che sì, potrebbero essere loro. Quindi si stringe il cerchio intorno agli aggressori. Ci ricolleghiamo alle 8 quando la cerimonia, la fiaccolata sarà iniziata e vediamo che atmosfera ci sarà. A te la linea. Assolutamente Elena, grazie davvero, torneremo quindi a collegarci con Asolo fra poco. Intanto i fatti della cronaca, una vicenda che ci porta a Caorle tutta da chiarire. Si parla di una presunta violenza sessuale su una minore trevigiana che si trovava in vacanza, ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Sotto shock anche perché sono cose che ad Una Verde non sono mai successe e sinceramente, conoscendo anche la ragazzina, ci piange il cuore perché comunque fosse una bambina delle nostre e quindi è doloroso, tanto doloroso. Risveglio drammatico per la comunità di Duna Verde a Caorle, nel panico e nel dolore alla notizia di una presunta violenza sessuale consumata nella notte ai danni di una ragazzina minorenne originaria dell'Interland trevigiano. Non sapevamo neanche fosse vero perché comunque stenti anche un po' a credere a certe cose, soprattutto in una realtà così piccola, così coccola come Duna Verde. La ragazzina e la sua famiglia sono volti noti nella cittadina, frequentata da anni come meta fissa per le vacanze estive, e la notizia ha immediatamente suscitato profondo sgomento tra i commercianti del posto. Passa da noi spesso e volentieri a prendersi il gelato, ma non sappiamo altro. Siamo sconvolti, demoralizzati di questa situazione mai accaduta in questa località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si sarebbe risvegliata su una panchina poco prima della mezzanotte, parzialmente svestita, senza pantaloni, con gli slip abbassati e in un forte stato confusionale. Agli inquirenti avrebbe riferito di un drammatico vuoto temporale durato oltre un'ora. Quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso, per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina. Prima del blackout la minorenne ricorda soltanto che sarebbe stata avvicinata nei pressi della sua abitazione dopo aver salutato le amiche da un gruppo composto da 2 o 3 giovani che l'avrebbero costretta a bere una sostanza alterante o, secondo un'altra ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, l'avrebbero addormentata improvvisamente utilizzando un fazzoletto intriso di liquido narcotizzante. L'aggressione e il successivo abuso si sarebbero poi consumati all'interno dell'ascensore di un condominio della zona. La voce del terribile episodio poco dopo l'accaduto ha fatto rapidamente il giro del paese tra i ragazzi e scattato immediatamente l'allarme. In pratica ci ha chiamato questa amica e ci ha detto alle altre ragazze di non tornare a casa da sole. Basta, tutto qui. È stato abbastanza scioccante perché Duna Verde è un paese molto tranquillo e non ci si aspetta. Sicuramente questo. Gli investigatori avrebbero già individuato alcuni sospettati rintracciati dopo l'accaduto a consumare bevande in un locale di Duna Fiorita. Questo bar dove siamo di solito e sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale e c'era questo tavolo di ragazzi e li hanno intervistati tutti, ovviamente. Sì, li hanno interrogati tutti. Interrogati, scusami, esatto, tutti, e sono stati portati via in 2-3. Al vaglio delle autorità la posizione dei presunti aggressori, le indagini sono affidate alla polizia locale di Caorle, che sta acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicino al luogo del presunto abuso, per fare piena luce sulla dinamica, tuttora in fase di accertamento, nel massimo riservo imposto dalla minore età della vittima. È un disastro, non fa proprio per questa località una cosa del genere. Mi dispiace, non so cosa dire. Speriamo sia assolutamente l'ultima volta, prima e ultima. Diciamo che per quanto noi pensavamo fosse un'isola felice, effettivamente non lo è. Non lo è e penso che
come tanti italiani stanno facendo. Adesso penso che ci faremo giustizia da soli. Sarà presente tutta la comunità per l'ultimo saluto a Don Lino Bertollo, parroco di Onigo e Pederobba, mancato improvvisamente domenica pomeriggio. Il sacerdote originario di Casoni di Mussolente stava viaggiando in auto lungo la Feltrina quando probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo della vettura finendo dentro un fossato. Il funerale si terrà domani mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Onigo di Pederobba e sarà presieduto dal vescovo di Treviso, Michele Tomasi. I nuovi furti a Biadene portano nuovamente alla ribalta la piaga delle razzie in appartamento. L'associazione Furti in Corso ha chiesto ufficialmente a Questura e Comando dei Carabinieri di Treviso in quali casi le indagini prevedano l'impiego della polizia scientifica. È stato un autentico raid, quello in via Carlo Moretti, compiuto probabilmente da persone in grado di operare con modalità che appaiono da professionisti del crimine. I ladri hanno colpito a Biadene 2 appartamenti al piano terra nella stessa palazzina, saccheggiati per un bottino che è stato quantificato attorno ai 400 euro più oggetti in oro. Un raid che, rilanciato anche sui social, ha nuovamente portato alla ribalta il grave problema delle razzie in casa. Nel caso specifico, il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ricorda come proprio in questa zona il comune fosse intervenuto con un potenziamento dell'illuminazione di un parco giochi su richiesta dei residenti e abbia in progetto il rafforzamento degli impianti di videosorveglianza. Ma secondo il primo cittadino c'è anche un altro fattore che va oltre l'amministrazione di un comune ed è quello di uno Stato in cui ci sia la certezza della pena. Il delinquente che delinque deve aver paura di ripetere il proprio errore. Il delinquente che vuole delinquere deve essere inibito dal farlo proprio perché ha paura della pena che eventualmente gli verrà comminata. Dobbiamo partire secondo me da questo presupposto. Poi c'è anche da dire che se il criminale non è italiano, secondo il mio umile punto di vista, dovrebbe scontare l'eventuale pena nel proprio paese di origine. Chi oltre alla certezza chiede anche un inasprimento della pena per chi ruba in casa è l'associazione Furti in Corso, fondata dal roncadese Christian Dem, che però questa volta si concentra sulle indagini. Dopo aver lanciato una consultazione tra gli iscritti derubati, Dem chiede a Questura e Carabinieri di Treviso se esista una procedura per l'intervento della scientifica. Se ci sono delle direttive, dei protocolli, delle circolari, delle disposizioni operative che disciplinino anche tale valutazione e oltretutto se i criteri tengono conto della presenza sempre di tracce potenzialmente rilevabili o meno, o se è semplicemente una valutazione di chi arriva, diciamo, in quel momento a constatare il furto e decide autonomamente di interpellare la scientifica. Dem ricorda il clima di proficua collaborazione tra l'associazione e le forze dell'ordine. La richiesta specifica è solo per chiarezza. In un momento così delicato dove il cittadino tende sicuramente, e lo sappiamo perché noi di Furti in Corso lo sappiamo ben più di tutti, tende un pochino sempre a perdere di più un po' la fiducia nel mondo delle istituzioni, ed è sbagliato perché purtroppo, come ripeto sempre, lottano con armi molto spuntate, ma è giusto che ci sia una specie di direttiva, perché sennò una persona poi dice ma lui l'hanno mandato perché è importante, io invece che, come dice sempre Furti in Corso la signora Maria, no, anche se hanno portato via migliaia e migliaia di euro magari di gioielli, lasciando impronte o addirittura manate sulle porte e le finestre. A proposito di furti, un rider residente nel Trevigiano è stato derubato nei pressi di Piazzale Trento a Bassano del Grappa mentre era in attesa di effettuare una consegna nella città del Grappa. Intanto a Bassano cresce la preoccupazione tra i residenti. Io non mi sento sicuro da nessuna parte, né in stazione, né qua, né altri posti. Proprio ho il terrore. Era seduto proprio su una di quelle panchine, nell'area verde adiacente al Piazzale Trento a Bassano del Grappa, il rider 23enne pakistano residente nella provincia di Treviso che in attesa di effettuare una consegna è stato derubato. Autori del reato 2 cittadini marocchini, entrambi 39enni pregiudicati, residenti nel Bassanese, che con il pretesto di chiedere una sigaretta in una manciata di secondi gli hanno sfilato il borsello senza che lui se ne accorgesse. Una volta resosi conto, il 23enne si è rivolto ai carabinieri che grazie alla sua descrizione sono riusciti a risalire l'identità dei malviventi e a procedere con la denuncia per furto con destrezza.
Camminando lungo la via e parlando con chi questa via la percorre tutti i giorni o chi abita nei dintorni di questa zona, ci fornisce una descrizione di una zona non sicura, tanto che un giovane che ieri sera era in un locale nei pressi di Piazzale Trento ci ha riferito che una sua amica è stata oggetto di molestie da parte di un uomo. Ecco quindi cosa ci hanno raccontato. Abbiamo trovato un soggetto in escandescenza e c'erano delle nostre amiche che non erano con noi ma abbiamo visto arrivare, che ha cominciato a importunarle, quindi ero con 2 amici, siamo dovuti fermare, aspettare che questo si calmasse, salutarlo. Sì, era un po' esagitato. Ormai è diventato così tutto dappertutto perché bisogna stare attenti anche in centro Bassano. È sempre frequentata da persone non italiane, per cui c'è un po' di tutto. Adesso non so dirle la gravità della cosa, però sicuramente pochi italiani e tanti esteri. Io sono stata aggredita. Sì, un paio di anni fa, proprio qua a 100 metri. Sono stata spintonata da un extracomunitario e quasi finivo per terra. Quindi non si sente tranquilla? Ma no, ma era mezzogiorno, poi non era neanche sera. Secondo lei cosa bisognerebbe fare in più? Che i politici siano più severi, che diano sanzioni più pesanti e che li mandano al loro paese. Aveva deciso di tagliare la legna nel giardino di casa, un tratto però gli è scivolata l'accetta di mano. Un 33enne residente ad Albina di Gaiarine è rimasto ferito a un braccio, un taglio fortunatamente non profondo, si è appurato poi. L'uomo comunque è stato trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso, si trova ora fuori pericolo, ma ancora incomprensibile è stato di shock per l'incidente che ha rischiato seriamente di costargli un braccio. Malore in casa a Cavaso del Tomba per una 60enne del posto. Nel pomeriggio raggiunto da automedica e ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV. Dopo una prima stabilizzazione l'equipe è stata successivamente raggiunta da personale di elisoccorso atterrato in una radura poco lontano. Il trasporto e il decollo sono stati impegnativi, ma l'abilità del pilota ha fatto la differenza, potendo garantire l'ospedalizzazione corretta del paziente, intubato e ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso. Troppo alto il rischio di incendi a causa della siccità. A Vittorio Veneto si annullano così i fuochi di Sant'Augusta previsti per la serata di venerdì, uno degli eventi più attesi e simbolici di tutto il vittoriese. La sindaca Bagliana parla di una scelta di responsabilità. Quest'anno abbiamo dovuto rinunciare ai nostri grandi fuochi pirotecnici che vengono di solito lanciati nella notte del 21 agosto. Però questa decisione, che è stata presa sicuramente non a cuor leggero e con tanto rammarico, è stata dovuta naturalmente alle condizioni ambientali che ci sono e alla grande siccità che è in atto nel nostro comune come in tutto il Veneto. È una decisione con pochi precedenti quella presa dal sindaco di Vittorio Veneto, con la siccità che di fatto ferma una tradizione attesa quanto consolidata. I fuochi d'artificio di Sant'Augusta, evento clou dell'estate vittoriese che da sempre porta a Serravalle tra le 30 e le 50.000 persone. Troppo alto il rischio di incendi boschivi, come testimoniato anche dai recenti episodi in tutto il nord-est, da Miane alla Carnia, passando per le vallate bellunesi. Noi l'abbiamo presa con un alto senso di responsabilità. Vittorio Veneto è tra i comuni dove la protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi. La pioggia prevista nelle prossime ore, si chiarisce, non è sufficiente, anzi i fulmini possono al contrario costituire essi stessi una causa di innesco. Da qui non un semplice rinvio, ma l'annullamento. Si dovrà aspettare il prossimo anno per rivedere i fuochi di Sant'Augusta, ma resta la fiera secolare con le sue tante iniziative, al lavoro decine di volontari. Da qui il messaggio del sindaco: siccità o non siccità. Invito naturalmente tutti a partecipare, le genti che arrivano da tutto il Triveneto. È una grande fiera e vale la pena di venire a Serravalle per trascorrere delle bellissime serate. Da Vittorio Veneto a Treviso per la questione sempre attuale dell'abbattimento degli alberi in città, a giorni anche quello in Riviera Commisso. L'assessore Manera difende le scelte e conferma che tutti quelli che cadranno sono malati e mettono a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Noi di abbattere alberi non siamo contenti, cioè per noi è sempre un dolore abbattere un albero.
Ma la prima cosa è la sicurezza dei cittadini. La recente tragedia che ha visto coinvolto Pietro Monici, travolto da un albero mentre pescava sulle rive del Botteniga, ha insegnato una volta di più che, per quanto doloroso sia, anche la vita degli alberi ha una fine e va accettata, specie quando viene decretata da agronomi esperti, come nel caso dell'albero di Riviera Comisso, di fronte a San Francesco. Perché se domani mattina quell'albero cade e ferisce o uccide qualcuno, io come faccio a non avere senso di responsabilità? Quando un agronomo forestale, l'ingegnere del verde mi dice non c'è più niente da fare, il ciclo della vita porta che come gli esseri viventi un albero cresce ma muore anche, e ne pianteremo un altro. Poi c'è la polemica, ma troveremo un albero così grande come quello che avete abbattuto? No, impossibile, non possiamo trovare un albero di 80 anni invaso. L'albero più iconico sarà abbattuto probabilmente già in settimana, ma altri 16 ne seguiranno e le modalità sono chiare. C'è un'ordinanza che il sindaco fa, perché è un'ordinanza sindacale, questo per dire anche che non è in automatico, l'attenzione che noi mettiamo è elevata, ci facciamo sempre fare un parere esterno. Noi siamo gli unici che per ogni albero abbiamo una scheda, infatti i cittadini vedono una targhetta sopra l'albero, che è una scheda che ci dice come sta l'albero, cosa è stato fatto, le potature, qual è la sua situazione, le classi sono A, B, C, D, poi quando arrivi a D è da abbattere. Certo. E quindi ogni anno, man mano che l'albero invecchia o ha dei problemi, aumentiamo il controllo. Ce ne sono adesso 6-17 che sembrano tanti, ma in un territorio di 28.000 alberi è poco. Questi sono quelli che hanno bisogno di un'ordinanza perché sono vincolati. Quelli non vincolati vanno giù normalmente. Il patrimonio arboreo comunale, insiste l'assessore, è totalmente censito. Dalle 21.000 piante della prima giunta Conte ora siamo a 28.000, mentre nel privato ci sono almeno 56.000 alberi che necessitano di attenzione da parte dei proprietari. Nel privato è responsabile il padrone di casa. Io vi potrei dire 1000 esempi di alberi che sono crollati da dentro la casa, perché poi quando un albero è alto 30 metri, da dentro un giardino, finisce in strada e hanno dovuto pagare i danni. Fortunatamente è avvenuto di notte durante un temporale, ma se quell'albero fa male a qualcuno ne sei responsabile. La politica inizia il dibattito interno alla Lega in vista del rinnovo delle cariche provinciali del Congresso. A dare fuoco alle polveri è l'ex consigliere regionale Roberto Bett. Ha intenzione di candidarsi? No, allora non c'è un congresso ancora aperto, io credo che al di là delle persone sia interessante aprire un dibattito, un confronto sulle idee, un confronto, come dicevo, sul modello organizzativo del partito, poi le persone verranno da sole. Roberto Bett non conferma una sua candidatura per il nuovo direttivo provinciale della Lega Trevigiana, ma l'impressione è che quella di Dimitri Coin non sia destinata a essere l'unica candidatura sul tavolo. Bett, consigliere regionale uscente col 99% di presenza in aula e prima sindaco di Codognè, è nella Lega da 30 anni e vede un futuro per il partito solo attraverso un processo di rinnovamento. Al di là delle persone, noi dobbiamo oggi fare anche un'analisi delle criticità che sta vivendo il partito, fare un po' di rendicontazione della situazione e da qui cominciare a sviluppare un confronto su che modello di partito vogliamo sviluppare per i prossimi anni. L'attivismo di questi giorni, anche attraverso un messaggio spedito a diversi militanti, ha portato molti dentro al partito a pensare ad una sua prossima candidatura. In realtà, dice Bett, lo scopo è solo quello di riportare il dialogo e il confronto dentro alla Lega. Dobbiamo riuscire a ritornare a essere credibili nei confronti degli elettori e soprattutto riuscire ad aprire il nostro partito forse un po' di più all'economia, alle categorie, al mondo produttivo, all'associazionismo, al terzo settore, che secondo me oggi esprimono delle potenzialità e hanno una visione che forse è molto più avanti di quello che ha la politica. Un'operazione da compiere con urgenza in un partito in calo di consensi. Siamo ovviamente in una fase un po' critica dal punto di vista del consenso, insomma i sondaggi ci mettono un po' in difficoltà, però abbiamo dei fondamentali forti e quindi secondo me dobbiamo partire da questi e costruire appunto un modello organizzativo nuovo che sappia diventare punto di riferimento, quello che noi chiamiamo il sindacato del territorio. Qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo alla cronaca e torneremo a collegarci con Asolo, la fiaccolata per sostenere Nicola, il ragazzo pestato a Barcellona, nella sua battaglia. Di
Di nuovo in studio per la cronaca, lieto fine a Borso del Grappa per un cucciolo di pastore maremmano precipitato in una voragine profonda circa 10 metri, è rimasto bloccato sul fondo. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco intervenuti con il nucleo SAF specializzato nelle operazioni speleo-alpine. La conformazione del terreno e le condizioni ambientali hanno reso complesso il recupero, i pompieri hanno allestito un sistema di calata e risalita in sicurezza, è raggiunto il cane e riportato il cucciolo in superficie, spaventato ma fortunatamente in buone condizioni, è stato così riconsegnato al suo proprietario. C'è poi un altro cane speciale, è il Labrador Joy, la vincitrice della 65esima edizione del premio internazionale Fedeltà del cane a San Rocco di Camogli. Con la sua cura e attenzione è riuscita a salvare la sua proprietaria Barbara Guerra, come lei stessa ha raccontato, indicando con il suo muso un punto ben preciso sul suo ventre, permettendo così alla donna di scoprire il tumore al pancreas, una vicenda che vi abbiamo raccontato anche qui sulla nostra emittente, che ha portato per la prima volta in Veneto a permettere ai pazienti oncologici di avere accanto il proprio animale domestico durante le sedute di chemioterapia. Il plauso anche dell'ex presidente della regione e di diverse autorità che appunto stanno sottolineando in queste ore l'importanza anche simbolica del premio conferito al Labrador Joy. Noi adesso andiamo a Belluno. Basta bagni nella Piave ma anche nel Cordevole o nel Lardo, un'ordinanza del comune di Belluno li vieta, ma la polemica è accesissima. Divieto di balneazione in comune di Belluno, sul Piave, sul Cordevole, sul Lardo. Le multe saranno fino a 500 euro. La criticata ordinanza che lo impone recepisce quanto stabilito per ragioni di sicurezza dalla Regione Veneto. I rischi sono connessi a improvvise variazioni della portata dovute a manovre delle centrali idroelettriche, temperature dell'acqua particolarmente basse con rischio di shock termico, fondali instabili, forti correnti, mulinelli e presenza di rami sommersi. Non è vero che ci sia meno acqua, è che l'acqua è più pericolosa proprio perché la gente col refrigerio che trova è chiaro che va anche nei posti più profondi ed è chiaro che possono succedere quello che è già successo in Italia in tantissimi posti. Lasciamo stare il lago di Como, lasciamo stare il Maggiore, lasciamo stare sui fiumi tantissimi morti. L'ordinanza dispone il divieto di accesso, stazionamento e transito negli alberi, su sponde, banchine, briglie, scogliere, greti e nelle aree demaniali adiacenti a fiumi e torrenti del territorio comunale. Divieto di balneazione in tutti i corsi d'acqua, canali e fiumi, mentre resta consentita la pesca sportiva nelle aree previste e l'attività sportiva autorizzata. Comprendo magari il disappunto di alcuni che sono soliti approfittare del refrigerio che possono fornire, però mi sembra un divieto quantomeno accettabile, direi. Un po' brutto, perché comunque c'erano tanti ragazzi anche che andavano, però uno se va è consapevole di infrangerlo, ma se va e si fa male è responsabilità sua. Lo dico perché io ho sempre fatto il bagno nei torrenti. Secondo me sia giusto che sbagliato. Vedo sempre che comunque i turisti se ne fregano di questa cosa, insomma. Quindi vedo che c'è molta speculazione, vedo che anche i controlli non ci sono, quindi vedo che è come se questa ordinanza non ci fosse. Anche per eventi che sono successi in passato, magari sempre collegati al fatto di farsi il bagno magari lungo un torrente, eccetera, può essere sicuramente magari un incentivo per la sicurezza. Dispiace perché si sa che si fa, però vuol dire che dovrebbe esserci una responsabilità da parte delle autorità di fare delle zone adibite alla balneazione in tutti i torrenti, in tutti i fiumi. Il Comune ora dovrà provvedere all'installazione della cartellonistica di divieto e di pericolo lungo i principali accessi a fiumi e torrenti. Ritorniamo alla cronaca dal bellunese fra pochissimo. Io vi mostro le immagini in diretta da Asolo, dove per noi c'è Elena Dal Forno con Tommaso Migot. La fiaccolata, il momento
dell'abbraccio collettivo di Asolo a Nicola, il ragazzo pestato a Barcellona che si trova ricoverato in terapia intensiva nell'ospedale catalano. Fra poco dovrebbe iniziare questa cerimonia. Sono in attesa di un cenno anche da parte di Elena Dal Forno. Facciamo così, chiedo anche alla regia di Renato Capoia, in attesa, ecco, vedo, non so se Elena mi sente. Sì, Cristian, Elena, ti mi sento. senti? Che cosa sta accadendo? Dopo in caso ritorniamo a collegarci con te. Che cosa sta accadendo ora? Sì, sono state appena chiamate le persone a radunarsi tutte intorno davanti alla clubhouse qui del campo da rugby. Come vedete quasi 200 persone, forse anche qualcosa di più. Adesso ci sarà un momento di silenzio, dopo accenderanno tutti le candele e probabilmente ci sarà un canto, una preghiera. Adesso ancora non abbiamo capito i dettagli, diciamo, di questa fiaccolata, ma è ben presente la comunità, è vicina alla zia, è vicina ai genitori, è vicina agli amici e anche gli amici che sono stati picchiati, che sono proprio qui. Poi forse riusciremo anche a parlare con loro, perché adesso giustamente non hanno nessuna intenzione di parlare. Confermiamo però quello che ho detto nel collegamento precedente, confermiamo che c'è un frame che incastrerebbe gli aggressori e che è stato girato agli amici di Nicola. Allora Elena, rimani collegata con noi, io vado avanti con il telegiornale e ritornerò da te fra pochissimo. Continuiamo quindi con il telegiornale, con la pagina da Belluno. C'è un importante avvenimento. 100 anni fa nasceva a Trichiana Tina Merlin, la giornalista che prima di molti seppe vedere e raccontare i rischi della diga del Vajont. A ricordare la sua figura anche il sindacato veneto dei giornalisti. Tina Merlin non è soltanto la storia del giornalismo italiano, è un modo di fare giornalismo, d'essere giornalista. Una scelta che Tina Merlin visse come impegno civile, prima ancora che come professione. Raccontare il lavoro e la montagna, le lotte sociali, le donne, le comunità, ascoltare chi soprattutto non ha voce. Tina Merlin oggi la troveremo ancora lì dove c'è una comunità che protesta, un territorio che cambia, qualcuno che denuncia un rischio e qualcun altro che preferisce non ascoltare. Oggi Tina Merlin è in tutti i cronisti, anzi in tutte le croniste e i cronisti che ogni giorno fanno il loro mestiere con dignità, con umiltà, con la schiena dritta, con la volontà di ricercare la verità nell'ambito ovviamente del possibile. Monica Andolfatto, già segretaria regionale del Sindacato Giornalisti Veneto e componente della Giunta della Federazione Nazionale della Stampa e referente del Premio Nazionale Dov'è Tina Merlin oggi, dedicato al giornalismo d'inchiesta territoriale, di cui Tina Merlin, dimenticata troppo in fretta, è stata nobile espressione. Tina Merlin è una delle croniste più coraggiose del Novecento, è una cronista che per prima, come sappiamo, ha denunciato i rischi, i pericoli del Vajont, è stata inascoltata, anzi è stata anche bistrattata, ha dovuto subire un processo per diffamazione da cui è andata assolta, e quindi la memoria di questa collega così ante litteram coraggiosa, lo ripeto perché coraggiosa, secondo noi il modo migliore per appunto ricordarla è quella di in qualche modo rimetterla al lavoro. Rimetterla al lavoro accanto a noi come esempio di giornalismo di cronaca che ascolta le persone, verifica e nel piccolo contribuisce a cambiare in meglio la società. Tina Merlin nacque il 19 agosto di 100 anni fa, la sua storia partì da Trichiana. Staffetta partigiana durante la guerra, giornalista nel dopoguerra per raccontare temi che sono ancora di strettissima attualità. L'emigrazione, che oggi è fardello dei giovani, la condizione delle donne, dei diritti e del lavoro, che oggi vengono uccise dai loro partner. Per partecipare al Premio Nazionale Dov'è Tina Merlin oggi c'è tempo fino al 10 settembre e sarà l'occasione per dimostrare che esiste un giornalismo che non si limita a raccontare quello che è successo, ma prova a capire perché è successo. Un giornalismo che non cerca soltanto una storia, ma qualcuno che per quella storia ne sta pagando il prezzo.
Iniziata la serata di mobilitazione di Asolo, possiamo tornare a collegarci con il campo di Casella. Sono iniziati proprio ora gli interventi. Adesso c'è solo da pregare e avere tanta speranza e dare tanta speranza ai genitori che appunto non sono soli. Per questo poi farò una videochiamata, ero d'accordo con Daniele, per far vedere appunto la vicinanza di tutti i suoi amici, e vedo che era partita solo per gli amici rugby, però ho visto che ci sono tante persone che ci tengono e mi fa molto piacere. Basta, se il sindaco vuole dire qualcosa. Io solo per ringraziarvi, come rugby, che avete organizzato questa serata. È una serata per Nicola, per dare sostegno a tutta la cittadinanza che io rappresento. In questo momento si raccoglie intorno alla famiglia per dare forza a Nicola. Ed è qualcosa di importante, cercare di dare un messaggio di solidarietà, di forza, perché voi soprattutto, molti giovani qua davanti, avete la vita davanti e non è giusto che questa vita in qualche maniera si possa danneggiare per colpa che c'è un atto di qualche azione cattiva. Per cui questa sera ringrazio ancora. Allora, sta parlando il sindaco di Asolo Franco della Rosa, lo abbiamo sentito anche prima in collegamento con l'Enel dal Forno. Proseguiamo con il telegiornale, ritorniamo nel bellunese. Quasi 4 milioni e mezzo del Fondo Comuni Confinanti per l'Istituto Agrario della Lucia di Feltre. Le risorse serviranno a demolire gli attuali fabbricati dell'azienda agricola e a realizzare 4 nuovi edifici. L'obiettivo è trasformare l'istituto in un centro di riferimento per agricoltura biologica, biodiversità e sostenibilità. Per il presidente del Fondo Comuni Confinanti, l'assessore regionale Dario Bond, la vera infrastruttura della montagna ha anche la capacità di produrre conoscenze e competenze sul territorio. I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre del 2029. Oltre 1000 persone a Rasai di Serena del Grappa per la solenne processione di San Rocco, cuore del decennale 2026, un appuntamento che unisce fede, memoria e identità di un'intera comunità. Un lungo corteo, le lanterne lungo le strade, la statua di San Rocco portata a spalla dai giovani coscritti. A Rasai di Serena del Grappa si è rinnovato così il voto al santo in una giornata che ha richiamato oltre 1000 fedeli. A guidare la celebrazione il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che ha definito la processione un cammino di fede e devozione. Dalla chiesa arcipretale, dopo i vespri animati dalle cantorie unite, il corteo ha attraversato per circa 2 chilometri le vie del paese. Accanto ai coscritti e alle coscritte, i cappati e le figlie di Maria in abiti d'epoca, poi alpini, protezione civile, associazioni, la banda di Arsier e numerosi fedeli. Un rito che affonda le radici nel 1836, quando la comunità invocò San Rocco contro la peste. E ancora oggi la tradizione si rinnova. Sul monte Zorlin, la storica scritta votiva WSR, acronimo di Viva San Rocco, quest'anno è stata realizzata con luci a LED al posto delle fiammelle, per il rischio incendi legato alla siccità. Un decennale che si chiude ma lascia un messaggio preciso: custodire la memoria per consegnare alle nuove generazioni una tradizione che continua a tenere unita la comunità. Pedalare per la pace da Belluno a Kiev, almeno idealmente. Venerdì 21 agosto Emergency e FIAB promuovono anche in città Pedaliamo per la pace, una pedalata aperta a tutti, ritrovo alle 18:30 in Piazza dei Martiri e partenza alle 19. Il percorso toccherà Cavarzano per rientrare in piazza alle 21. I chilometri percorsi dai partecipanti in tutta Italia saranno sommati in un unico conteggio nazionale con l'obiettivo simbolico di collegare Roma a Kiev, un gesto di solidarietà e un messaggio contro la guerra, per i diritti e per una pace costruita insieme.
Così dunque da Belluno. Io tornerei su Asolo. Ha preso la parola in questo momento la zia di Nicola Maggiotto. L'abbiamo sentita anche nelle scorse edizioni dei nostri telegiornali, la zia che appunto nelle scorse ore ha parlato dell'angoscia della famiglia. Colleghiamoci quindi con Asolo. La vostra vicinanza e vi chiedo di starci ancora vicini e speriamo insomma che Nicola torni presto. Grazie ancora. Ringraziamo tutti quanti per essere qui presenti e per portare come possiamo dire, una vibrazione di buon auspicio per questo ragazzo che sta lottando tra la vita e la morte all'Hospital del Mar a Barcellona, colpito, lo ricordiamo, alla nuca in maniera violenta da un gruppo di ragazzi fuori dalla discoteca Sissi Club. Io rimando a domani per tutti i dettagli di questa cerimonia e se sei d'accordo ti restituisco la linea. Che ha colpito l'intera Marca Trevigiana, quindi non è un fatto... Davvero, grazie davvero Elena Dal Forno con Tommaso Migot per la parte tecnica. Chiaramente torneremo a raccontarvi di questa serata nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali, dandovi anche tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del giovane e anche sulle indagini, perché chiaramente le autorità catalane si stanno muovendo, ci sono questi frame. La nostra Elena Dal Forno ci ha raccontato di come siano ore importanti anche sul fronte investigativo, mentre continuate a vedere le immagini sullo sfondo del nostro Tommaso Migot, un'intera comunità che sta abbracciando quindi questa famiglia e anche gli amici che erano con Nicola quella maledetta notte di mercoledì scorso nella città catalana. Una vacanza tra giovani che si è trasformata in un dramma individuale e collettivo. Noi voltiamo decisamente pagina, siamo alle battute conclusive e dobbiamo anche alleggerire i toni. Parliamo di Caro Caffè, perché Treviso, accanto a Padova, è una delle città dove i costi sono aumentati, la tazzina è sempre più bollente. Un espresso semplice. Americano? Espresso normale, non macchiato. Io lo prendo liscio. Una macchiata con un po' di zucchero. Liscio, macchiato, in tazza grande o piccola, il caffè in tutte le sue sfumature è una delle bevande più amate dagli italiani e apprezzate dai turisti stranieri, ma ormai berlo al bar è diventato sempre più costoso. Rispetto a 5 anni fa costa un quarto in più e si avvicina sempre di più alla soglia di €1,50. I dati sono quelli rilevati dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi CRC, che con Assutenti ha realizzato uno studio sul cosiddetto caro tazzina. Bolzano si conferma la città con il prezzo più alto, ma tra le 11 province italiane che hanno raggiunto la soglia dell'Euro,40 rientrano anche le venete, Treviso e Padova. Quanto costa il caffè? €1,50. Abbiamo fermo da 4 anni perché siamo partiti già con una qualità alta, dovremmo aumentarlo ma non lo facciamo. Quanto costa il caffè? €1,50. Cambia se viene servito al tavolo o al banco? Non c'è il prezzo del servizio al tavolo, viene €1,50 per tutti. All'ombra del santo il costo del caffè può anche salire se si consuma seduti al tavolo e non al bancone. Servito a tavolo ha un costo maggiore. Se arriva? Nel caso nostro, che abbiamo plateatico molto costoso davanti alla Basilica, viene €2,50 il caffè. Al banco il prezzo più comune in centro a Padova è di €1,40, mentre alcuni bar a fatica cercano di mantenere l'euro,20. Alla base dei rincari non è solo la materia prima, ma il costo dell'energia per gli esercenti. Da un annetto o due è aumentato di 10-20 centesimi in base a dove si va, però più o meno sta sull'euro,30. Prendendo il caffè sempre sulla mattina, negli ultimi anni un po' tipo sui 20 centesimi. Il caffè italiano però resta il più buono e rispetto ai paesi del nord Europa il più economico, come ricorda questa turista tedesca. Cheaper and better. This is a cappuccino, pero
Espresso, normalmente espresso. È tutto per questa edizione, non ho ulteriori aggiornamenti da darvi né dalla Marca Trevigiana né dalla provincia di Belluno. Grazie davvero per l'attenzione, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.